Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso, bentornati su Rondo Total War, giocato con la Divide Impera in una modalità del tutto particolare mia, che è quella storica. Allora signori, cosa succede nell'impero? Perché sì, se vi siete persi l'aggiornamento, siamo passati a impero qualche puntata fa. Signori, il fuoco è tutto concentrato a nord, come vedete i nemici, quali abbiamo attaccato, che sono i cimbri. Abbiamo rubato l'insediamento di Dariotum, quindi rubato, ce lo siamo presi, conquistato, e abbiamo 1, 2, 3 legioni sul confine. Questa legione, che è la legione, mi sembra, 19esima ardiata, qualcosa del genere, comunque dopo andiamo a vedercela, è quella che ha subito una grave batosta da parte del nemico negli scorsi episodi e adesso è diciamo, in corso il rifacimento delle sue unità. Per quanto riguarda la situazione appunto qui a nord, vedete che il nemico è veramente concentratissimo, qui è l'unico membro che è riuscito a scappare da parte cioè nella battaglia contro questa legione, ed è il generale Asgario C dei Cimbri. E qui sul confine abbiamo due legioni, una tra l'altro vittoriosa, quella del generale Appio Manlio Agricola, dallo scontro contro i cimbri che ci avevano cacciato da queste regioni al di là del fiume della Senna, ma noi siamo riusciti a, diciamo, dopo un'iniziale fuga, a distruggere completamente l'esercito, e ora abbiamo il generale Servio Duronio Sceva pronto a difendere l'insediamento di Treverorum da questa massa di uomini che per ora stanno fermi. Qui abbiamo una ribellione che deve essere assolutamente sedata a Burdingale, per quello che abbiamo mandato la legione di Gneo Giulio Poplicola, e poi qui ci sono, volendo, altre due legioni ausiliarie che servono per tenere i confini, però io stavo pensando quasi quasi di richiamarne una per aiutare queste legioni a combattere. Vedremo, vedremo, perché loro sono molto agguerriti, stiamo sulle scatole un po' tutti qui in questa zona, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Il nostro prossimo obiettivo potrebbe essere l'insediamento anche di Urbana, quindi attaccare anche questa zona significa avere molti molti nemici contro. Però signori, questa è Roma, è l'epoca delle grandi invasioni del nord, dove noi andiamo a invadere appunto i territori del nord, della Germanica e della Gallica, per poterci espandere ancora di più, per espandere Roma su tutto il nostro territorio. Comunque scusate, Roma, espandere la nostra cultura su tutto il territorio. Allora qua ci potrebbe stare sempre il controllo dal punto di vista come delle unità del ponte, però in realtà non lo faremo perché siamo in deficit veramente mostruoso di cibo, quindi dobbiamo attendere. Eccola qui la legione che vi dicevo, che è la 12esima macedonica, e qui invece la 19esima Alaude, che si sta diciamo rimestando. Allora qui invece andiamo a vedere un po' con la nostra spia di ricevere qualche informazione, ma per ora niente. Ok. E va bene, abbiamo una quantità di denaro spropositata, ragazzi. Anzi, a proposito, io una parte la userei qui, perché sicuramente ci fa comodo, anche se ci abbassa un po' il gradimento. Non so, questa roba qui effettivamente mi potrebbe dare delle problematiche. Teniamolo così per ora, perché mi abbassa la stabilità e non mi fa impazzire questa cosa. Va bene, per il resto ci siamo. Il nostro imperatore sta inseguendo i pirati. Adesso vediamo se... Eccolo qua, l'imperatore, eccolo che sta inseguendo i pirati. È un marinaio. Strano, strano, ma vero, il primo imperatore di Roma è un marinaio. Non è un ammiraglio ovviamente, però va bene così. Qui facciamo un po' di cibo. Qui potrebbe essere interessante fare qualcosa dal punto di vista militare, visto che è una roccaforte. Quello che mi preoccupa è sempre il discorso dell'ordine pubblico. Ordine pubblico che qui è abbastanza scarsino, abbastanza scarsino. Andiamo su qualcosa che mi aiuti a mitigare l'ordine pubblico. Vediamo se c'è qualcosa tipo questo. Non sarebbe male la salumeria.
Non sarebbe male. Però questo ci dà, con l'anfiteatro, ci dà un 4% di un più 4, scusate, all'ordine pubblico per turno, che non sarebbe affatto male. Questo più sul bestiame, ma cambiamo un mercante di buoi, anche se sul confine ci stava, il mercante di buoi. Non lo so, per ora lasciamolo così, poi se ci saranno ribellioni le sederemo. Ok, va bene, direi che ci siamo. Comunque teniamo accumulati i soldi perché quando dovremmo rifare le legioni, perché sicuramente dovremmo rifarle prima o poi, serviranno. Serviranno. Andiamo sul fine turno. Vediamo se ci sono posizionamenti interessanti. Sicuramente la posizione dei cimbri non è ottimale, quello è poco ma sicuro. Ah bene, qua c'era una ribellione e ci stanno dando una mano i nostri alleati e noi la daremo a loro. Andiamo in modalità equilibrio. Ok, benissimo. Vedete che avere alleati serve sempre. I prigionieri li facciamo fuori, che non si azzardino mai più. Pirati se ne scappano, maledetti. Ma tanto li raggiungiamo, non pensate. Ok, allora. Qui andiamo a... Una spia ti avvisa che un politico di uno schieramento rivale trama per assassinarti. Cosa fai? Imprigiona l'indagato. Siamo l'imperatore, scusate, Cioè adesso. O comunque la famiglia dell'impero. Non abbiamo bisogno di chiedere. Wow, intanto stiamo sprofondando nella crisi. Nella crisi alimentare più totale. Siamo a meno 44, ragazzi. Sì, nonostante io abbia sviluppato tantissimo l'agricoltura, siamo comunque a meno 44. Incredibile. Una fazione si unisce alla guerra. L'Egitto. Ma l'Egitto è contro di noi? No. No, ok. L'Egitto è contro questi, che non so quali siano. Però vabbè, sono fazioni minori, a noi non interessano. Allora, la crisi continua a imperversare. Qui signori, la madò. Qua, questa cosa qui mi preoccupa, Questa cosa qui mi preoccupa. Portiamoli un po' più vicino a questo punto, perché qui vedo degli uomini molto molto determinati e corazzati e non devono fare scherzi, quindi teniamo in fortifica, anche se mi ruberà un po' di cibo questa mossa. Paciame. Non volevo unirli in realtà perché non volevo perdere queste truppe, però sa che se continuiamo così non c'è molta alternativa. Qui intanto, ok, le truppe si stanno formando. Qui avevo preso degli arcieri fatti finiti con una gittata molto lunga per evitare, cioè per fare qualcosa di particolare con le truppe. Fatemi vedere qual è quella che spinge più, perché qui si stanno proprio mettendo sul confine, stanno provocando Roma. Ok, qui non vedo altro. Ok, una è stata sabotata. Qui stanno proprio provocando Roma e questa cosa qui non mi fa impazzire, vi dico la verità.
Intanto qui i ribelli continuano a dare problematiche. Sicuramente problematiche di cibo sono dovute anche alla presenza di questi ribelli, Tutte le varie ribellioni che abbiamo, pirati, eccetera, vanno a toglierci il cibo. Ok, allora. Posizionatevi qua per favore. Anche loro faranno veramente fatica, ma lo facciamo, forza. Aspettiamo l'altra flotta. Attacchiamo. Ok, scappano ancora. Maledetti. Dobbiamo incastrarli, ragazzi. Seguimento serrato, qui l'imperatore è particolarmente preso. Andiamo. Andiamo. L'imperatore tra l'altro è una bella gittata, Un po' meno l'altro ammiraglio. Allora, qui le cose le abbiamo fatte. Qui mi preoccupa però, ragazzi, non si può fare altrimenti. Treverorum rimane qui. Va bene. Altre cose che possiamo fare è spostare magari la spia da questa parte. E vedere un po' cosa sta succedendo qui. Non so cosa voglia dire questa roba, però va bene. C'è un assembramento di unità. Vai te a capirlo. La spia la lasciamo per ora. Allora, vorrei che mi controllassi questo passo, questo ponte qua. Grazie. Ok. Qui abbiamo la caserma delle corti livello 3. Tanta roba. Va bene. Direi che possiamo finire il turno. Non c'è nient'altro da fare. Le altre regioni va bene così. Quindi andiamo a fare fine turno. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Allora, siamo sempre contro i ribelli. Ci chiedono una mano, va bene, partecipiamo. Andiamo in modalità aggressione, siamo in 700 contro 1. Quindi direi che sono da far fuori. Però questa situazione di ribellione generale non è che mi faccia proprio piacere, Facciamoli fuori. Ok. Sono arrivati dei rinforzi nostri. Vabbè, li lasciamo andare così. Facciamoli combattere. Non li abbiamo sconfitti. Ok, prigionieri li andiamo anche questi a far fuori. Ok, perfetto. Ci siamo tolti un turno praticamente. E anche delle grosse perdite. Allora, questa fazione ti ha dichiarato guerra. Ok, mi hanno dichiarato guerra questi. Va bene. Io non chiedo alleanza a nessuno, affiancato sempre da loro che sono... Questi qua mi vogliono veramente molto bene. Tutte le guerre, ragazzi, entrano con noi. Ha terminato il patto di un'aggressione con noi. Cioè, gli ho appena pagato una montagna d'oro e questi hanno terminato il patto d'aggressione. Non c'è da fidarsi degli ateniesi. Li ho ricoperti d'oro, ragazzi, gli ateniesi. Maledetti. Allora, accordo commerciale sciolto. Va bene. Vediamo se diplomaticamente riusciamo. Rivolte, me le abbiamo già sedate, credo.
Vediamo se riusciamo. Mamma mia. L'impero ha un po' di problemi, di controllo della stabilità. Complotto omicidio, meno 30 gravitas, meno 10 alla lealtà degli altri. Ragazzi, che dire? Che dire? Allora, facciamoli fuori subito. In paesi arabi c'è un po' di ribellione, Però qui abbiamo delle legioni che sono formidabili, quindi non penso ci siano problematiche. Schiavizziamoli. Maledetti ribelli. Allora, portiamoci sempre qui al centro. Siamo in malattia, ma paciame. Andiamo a pattugliare. Vediamo altre zone dove ci sono liberati i ribelli. No. Questi per ora li lasciamo qui, anche perché se ci hanno dichiarato guerra, secondo me, loro potrebbero... Ah, sono stati conquistati? Scusate, sono stati conquistati, quindi non è un problema più nostro. Ok, qui c'è un gruppo un po' grosso, qui. La Cimmeria, che commercia con noi e neutrale nei nostri confronti. Però sono tanti, questi. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto attenti, perché potrebbe venirci qualche problematica da lì. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora, torniamo a noi. Ok, qui l'esercito è tornato indietro. Potremmo scatenare noi una guerra dopo questa presa di, diciamo, di coscienza, di posizione avversaria. Perché no? Allora, andiamo sul mantenimento, esperienza. E... meno 2 tempi di più 2 tempi di resistenza all'assedio. Interessante. Allora, qui abbiamo detto la situazione è risolta. Perciò prendiamo la nostra legione e la riportiamo sopra. Ci vorrà ancora un bel po'. Ci vorrà ancora un bel po'. Siamo passati intanto a meno 14, ragazzi. Quindi molto più cibo per l'impero. Qui la situazione non è delle migliori, però la provocazione potrebbe effettivamente, che loro sono, non sono secondo me fortissimi, però potrebbero darci delle problematiche, perché questa legione ha già combattuto e non ha reintegro. Quindi intanto la situazione com'è? Vai te a saperlo. Qui sono tutti arroccati, tranne loro. Che tra l'altro loro sono in guerra con noi. Scusate, fatemi vedere. Sono loro, credo. Sì, sono in guerra anche loro. Allora potremmo andare ad attaccare questi con questa legione. Ci arrivo? No, non ci arrivo. Allora rimaniamo qui. Mi fortifica. Qui non ho più visione, quindi io direi di prendere questa spia e portarla di qui. E loro dovrebbero essere... sì, dovrebbero essere rientrati nelle loro funzioni, ottimo. Allora andiamo a saccheggiare l'insediamento di Bane con la nostra bellissima legione. Ok, questa spia tra l'altro può anche migliorare le sue caratteristiche, ottimo. Sicuramente questo e sicuramente questo. Ottima spia questa, davvero. E direi che per il resto ce la scialliamo, ragazzi, perché qui a breve arriverà il cibo. Altro cibo. Siamo a meno 11 e non parlo di temperatura. Ok, qui tutto bene. Spero di non avere altre ribellioni in giro. Adesso le controlliamo. Ecco qui il rapporto di costruzione, bene.
percorso bloccato. Rivolta, fatemi vedere dove sono le rivolte. A Cain? Maledetti. Una rivolta qui abbiamo, ragazzi. Abbiamo una rivolta qui. Andiamo subito a sedarla. Non l'avevo vista. Per fortuna ho controllato. Per fortuna ho controllato. Andiamo a bloccarla. Non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da prendere, ma... bonus di carica. No. Per ora no. Potete prendere qualche arma d'assedio? Sì, prendiamoci una... no, prendiamoci uno scorpione. Colpi al minuto. Prendiamoci uno scorpioncino. E vediamo cos'altro. Un po' di fanteria, indubbiamente. Facciamoci un po' di difese. Ok. Poi vediamo l'altra rivolta dove sta, prima che me la perdo. Stava qui, l'abbiamo fatta. A Tarraco, no ragazzi, a Tarraco è molto lontana. Però forse a Tarraco l'avevamo già battuta, quella che avevano richiamato loro. Mi sembra di sì. E l'ultima rivolta dove era? A Sigindum. Eccoli qui, i rivoltosi. Allora, con la nostra legione spagnola andiamo verso i rivoltosi. Non dovrebbero esserci particolari problematiche. Ok. Va bene. Fazione distrutta. Male. Andiamo avanti sul fine turno. Ragazzi, mi sono dimenticato i pirati. Mi sono dimenticato i pirati. Adesso dovrebbe arrivare anche l'altra imbarcazione, ma non so se arriva. Sì, arriva, la va a prendere là. Ma non so se vinciamo, porca miseria, ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata. C'è uno scontro tra barche che sembra essere abbastanza favorevole per noi. Fatemi vedere. Ci rimane nulla, però ce lo possiamo anche permettere, a dire la verità. Così terminiamo questi pirati maledetti. Dai, rimaniamo così. Ok, abbiamo perso neanche tantissimo. Qualche nave. Loro hanno perso molto di più. Andiamo a uccidere i prigionieri. Ok, la flotta è andata completamente. E ora portiamo questa flotta a riparare nel porto. Bene. Signori, ci intercettano. Ci intercettano. Probabilmente le spie loro ci hanno visto giusto. Dai, facciamoci questa battaglia. Ci dà vincitori, tra l'altro. E io non ne sono così sicuro, Guardate qua. 57-60. Probabilità di vittoria molto alta. Allora, giochiamocela. Giochiamocela, ma questo frenerà ancora la nostra espansione verso nord, signori. Speriamo bene. Ok, siamo in una zona boschiva. Ok, qui potrebbe essere una buona zona. Loro saranno in attacco, quindi cerchiamo di sfruttare i boschi. Ci nascondiamo dentro l'artiglieria non vista. Secondo me ci può stare. Qui facciamo il tiro, che ricordiamo, ragazzi, non è mobile, quindi avremo bisogno di un po' di copertura per questo tiro. Lo facciamo leggermente più in avanti, un po' più lontano dal resto. Qui ci mettiamo dietro gli arcieri, che possono avere, cioè che hanno una gittata, dovrebbero avere perlomeno una gittata un po' più ampia, però non so, mi sembrano una gittata ampissima. Qui mettiamo allora, questi sono le nostre unità d'attacco, le mettiamo qui.
anche se sono mezze menomate. Qui mettiamo loro con l'appoggio del tiro. Qui mettiamo loro che andranno avanti e tamponeranno questa situazione. E qui ci sono altri abbastanza grossi che li mettiamo qua dietro, e la cavalleria che sarà il nostro bonus. Il generale lo teniamo dietro e facciamo una formazione a sto giro, così, col generale al centro. Secondo me potrebbe essere una buona idea farlo così. Ok. Ok, 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 ok. Ok. E loro bloccati. Dai, iniziamo la battaglia. Vediamo un po' come sarà questa battaglia qua, ragazzi, perché io non sono fiducioso, non ho molta fiducia, fiducioso, ecco. Loro sono là in fondo. Ok. Quindi da questo lato qui non dovrebbero arrivare. Vediamo se posso spostarli. No, infatti. Allora rimaniamo qui. Con questi magari ci giriamo leggermente. E con la cavalleria invece ci spostiamo ancora di più a lato. Via i suggerimenti. Ok. Perfetto. Fuoco volontà per tutti i nostri uomini. Attenzione agli arcieri, per favore, eh. No, è cavalleria questa. Cavalleria con gli arcieri. E cavalleria normale. Ok, qui dietro il generale è lontanissimo. Quindi possiamo metterci così. E dobbiamo metterci visibili, Dobbiamo metterci visibili. Proiettile avvelenato. Wow. Mica male. Devi andare sul tiro standard. Allora, visto che molti sono radunati qui, io un attacchino così al lato lo farei. Attenzione al generale. Ok. Hanno iniziato a tirare i nostri. Però per favore non qui, ma qui. Ok, qualcheduno l'abbiamo preso, sì, qualcheduno l'abbiamo preso. Ok, dai. Ragazzi, però dovete correre a prenderli. Perché non state correndo? Porca miseria. Attenzione. Attenzione. No, ragazzi, ho detto contro questi. Anzi, contro questi, per favore. Attenzione. Si entra in collisione. Perfetto. Queste pietrate qui sono perfette. Sono perfette. Attenzione. Ok, attenzione a queste spade. Questi si sono scontrati malissimo. Ok. Attenzione. Ok, sparate frecce per favore. Ok, ottimo. Adesso tirate su questi per favore. Forza. Seguiteli. Attenzione alla cavalleria. Attenzione. Hanno tagliato bene. Bravi. Ok, attenzione. Scudo contro scudo. Qua, ragazzi. Tirate qui, per favore. Ok, voi tirate il più possibile. Forza. Ok. Qui la cavalleria sta facendo la sua figura, ma ora che sia più una figuraccia che una figura. Tirate su questi, per favore. Tirate, tirate. Ok, anche voi, forza. Non è giocata benissimo questa, ragazzi. Ci manca un po' di fanteria.
Dai. Dai. Questi sono arrivati. Ci hanno preso un'artiglieria, ma d'altronde non si poteva fare altrimenti. Forza. No, rimanete qua. Forza dai cavalieri. Cosa sta succedendo qui? Pompiamoli. Sono andato a infilarmi in una roba brutta. Ok. Ok. Loro hanno avanzato senza il generale. Questo ha dato sicuramente molto vantaggio a noi. Abbiamo perso l'artiglieria. Vabbè. Facciamo. Gli arcieri non male comunque. Ok. Andate ad aiutare questi per favore. Ok. E gli onagri, non lo so, da un lato sono fortissimi, dall'altro però non mi convincono pienamente. Ok. Qua per favore. Qua. Guardate qui il tiro. Bellissimo. Piccola pioggia, non molto danno in realtà, però. La cavalleria che si è messa proprio un fiore. Contro questi per favore. Forza. Forza. Ci hanno scoperti. E poi tra l'altro non sono più utili, quindi dietro gli arcieri, allontanatevi. Ok. Wow, il generale non è messo bene. Per favore, via. Via, per favore. Via il generale. Via il generale. Qui. No, scusate, dove erano? Qui, su questi per favore. Generale via. Fate un bel tir per favore. Ok. Di qui ragazzi. Voi di qua. Ok, prendetevi le macchine. Questi sono rientrati, ottimo. Oh, vabbè, teniamoli qui ormai. Tenere il generale. Che cosa? Vai. Lasciamo perdere. Ok, qui hanno finito i colpi. Ok. Andiamo a aiutare questi. Andiamo ragazzi. Qui a nord si sono potenziati ragazzi, Allora, pochi uomini. Scegliamo la selezione. Ok, perfetto. Di qui, forza. Ok, di qui. Via. Attenti perché rischiamo qui, Portiamo il generale, il nostro generale qua. Mi lampeggia il generale. Mi lampeggia il generale, attenzione. Ok, loro generale è circondato. Arrivano anche le truppe un po' più forti.
Tanto qualcuno qui ruggisce, va bene. Ok, stanno arrivando altri legionari. Il generale è circondato, anche se sono molto molto forti. Però dovremmo riuscire a fare qualcosa noi. Qui continuiamo a attaccare. Mettiamo il più lontano possibile. Un bel casino. Intanto una cavalleria nostra retrocede. Portiamola qui a fianco del generale. Ok, adesso facciamo una bella carica. Un'ultima carica, potremmo dire. Se vi ricordate la puntata, un'ultima carica. Ancora un'ultima carica, ragazzi. Bellissima la puntata lì. Comunque, andiamo avanti. Ok, dai, scossa. E ora andiamo a attaccare con la cavalleria. Guardate qua che bella questa scena. Mamma mia, dal dietro, perfetto, ottimo. E li facciamo fuori, perfetto. E ora dovremmo avere anche la meglio sul generale, che è rimasto solo in battaglia. Perfetto, lascia. Perfetto, ottimo. E non giocata proprio benissimissimo, ragazzi, ma perché contro questi la cavalleria fa veramente fatica. Fa veramente fatica. E anche i nostri Velites, non lo so. 715 perdite, signori. Abbiamo la meglio, ma dobbiamo ritirarci, signori. Andiamo a far fuori i prigionieri. Vediamo, in realtà potremmo anche andare sotto di loro. Attenzione che si spostano altri eserciti, ok. Usciamo vittoriosi, ma dobbiamo comunque rientrare. Patto di un'aggressione. Vabbè, diamogli patto di un'aggressione. Io te lo dico, sono solo 7600, ma se continui così... Se continui così... Se continui così, non va bene. Tra l'altro ho sbagliato, fare tu pure misclick, quindi... Perfetto, signori, perfetto. Loro vogliono un patto di un'aggressione per dare 19.000. Ma no, voi 19.000 non ve li do. Allora, devo dire che gli arcieri hanno abbastanza funzionato per quanto riguarda il tiro dalla distanza. Bisogna capire, non so, più di 3 però non li farei onestamente. Più di 3 mi sembrano eccessivi. Poi mi sembrano tutta questa portata enorme, però... signori, signori, questi io me li ero persi. Da quant'è che stavano qua? Da quant'è che stavano qui? Ce la dobbiamo giocare, ragazzi. Questa ce la dobbiamo giocare. Fanteria egizia. Questi sono i nuovi egiziani. Secondo me la vinciamo, però più o meno le forze sono quelle, solo che ne facciamo veramente schifo. Loro sono un po' più preparati. Ok, io direi... Allora, la soluzione automatica ci dà vittoriosi. Facciamo una modalità equilibrio. Vediamo cosa succede. Tanto sotto la legione non dovremmo avere problemi. Ok. Andiamo a schiavizzarli. Ragazzi, siamo veramente da tutte le parti dell'impero ci sono disordini, questo non va bene. Pestilenza. Ok, perfetto, abbiamo un vantaggio tecnologico. C'è nato qualcuno in famiglia, ribellioni. Ragazzi, è un bel casino. Intanto questa grafica qui, questa visuale qui, insomma,
po' fastidiosa. Allora andiamo a riportare le navi qui. Siamo a -7, non riusciamo a rientrare dalla crisi alimentare che ormai imperversa per davvero tanto tempo, e non è una cosa buona. Portiamo le nostre navi nel porto di Tarraco. Ok, allora vediamo di, anche se è un po' più lunga questa puntata, però vediamo di concludere le cose in atto, perché a me lasciare le robe così non mi piace. Ok, fatti fuori questi. Perfetto, andiamo a eliminare i prigionieri, così eliminiamo il dissenso politico. Ok, e torniamo indietro con questa legione a Cordoba. Poi le navi le ho appunto divise, tra cui quella dell'imperatore. Qui sta arrivando la nuova legione, la spostiamo magari qui. Dove sono finiti loro? Dove sono finiti? Ok, sembrerebbe qui. Allora mandiamo la spia qua e diciamo di controllare la regione. Qui figurati se si riprendono. Figurati. Qui c'è questa battaglia che la facciamo fuori subito. Via. L'impero non ammette ribellioni o tradimenti. Fuori i personaggi. E ce ne ritorniamo qui. Voi non potete avanzare, quindi a parte che potremmo attaccare questi e farli fuori. Però ragazzi, wow, siamo messi veramente male. Ma veramente male. Mettiamoci così perlomeno. Ho paura di perdere il generale. Però un attacchino così nella neve non lo fai. Certo che lo fai. Andiamo in modalità equilibrio sulle sponde. Vorrei attaccare, ma adesso non è il caso, ragazzi. Facciamo fuori i maledetti. Torniamocene indietro. Non c'è poi molto da fare. Torniamocene indietro e speriamo di riuscire a recuperare un po' le forze successivamente. Questi li fondiamo. Ok. E niente, rimaniamo così. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me. Io direi che di cose ne abbiamo fatte in questa puntata leggermente più lunga. Per noi purtroppo è questo il seguito. È molto difficile penetrare verso la parte nord. Fatemi vedere solo cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la ricerca. Carriera militare professionale. Ok, va bene. Vedremo nella prossima puntata nel dettaglio tutto bene. Quindi grazie ancora per essere rimasti con me e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.